15 milioni di euro per manutenzione e monitoraggi di ponti e strade di sua competenza. La Regione del Veneto ha avviato un piano di controllo prima della strage di Genova. Una scheda per ogni ponte. La criticità emersa è quella del ponte sul Piave di Vidor nella Marca Trevigiana. Servono 30-40 milioni di euro per metterlo in sicurezza. Il presidente del Veneto Luca Zaia spera che sia inserito nel piano Marshall di intervento per le opere pubbliche, scuole, ospedali, viadotti e strade previsto dal governo. Ma Zaia è dubbioso circa la nazionalizzazione della gestione della rete autostradale. Non mi entusiasma questa partita, dico anche che se qualcuno mai decidesse di farla con le regole di oggi sarebbe un suicidio, perché il pubblico non può essere efficiente con le regole di oggi. Se si pensa di nazionalizzare sul serio bisogna cambiare le regole, perché con le regole di oggi è più efficiente il privato del pubblico. Nessun rischio di blocco per la Pedemontana. La presenza il prossimo 30 agosto a Venezia del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la firma dell'accordo in prefettura di controllo sugli appalti per evitare infiltrazioni criminali potrebbe accelerare l'iter. Il cantiere sta andando avanti alle sue tempistiche e cronoprogrammi che sono definiti. Certo è che accelera ovviamente tutto quello che sono i controlli ai quali noi non ci siamo mai sottratti, abbiamo sempre coinvolto le istituzioni dello Stato e questo deve essere chiaro a tutti. Diplomaticamente critico Zaia anche circa le mosse di Aspi, società che è in gestione Ponte Morandi, che fa capo alla famiglia Benettone. Io penso che sicuramente nelle prime ore, nei primi giorni sia stata mal gestita, nel senso che una presa di posizione ci voleva da subito. Personalmente avrei quantomeno convocato subito i vertici di tutte le società e fatto subito un punto della situazione, ma questa è una visione di operatività che non compete a me. Dall'altro dico anche che è bene oggi chiarire fino in fondo nel rispetto delle 43 vittime anche per dar giustizia le responsabilità, bisogna chiarire le responsabilità, fare in modo che siano certe responsabilità e chi ha sbagliato deve pagare.